28ª edizione della mostra dei formaggi Morlacco e Bastardo del Grappa. Questa volta dalla sommità del Monte Grappa siamo venuti in pianura a Semonzo. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Sono sbalordito da quello che sono riusciti a produrre i nostri collaboratori insieme all'amministrazione del posto del Grappa, perché non avrei mai immaginato che una festa così riuscisse a essere trasportata a valle e avesse questo successo. Noi lottiamo sempre per la nostra tipicità, per le nostre malghe, per la nostra qualità veneta. Se qualcuno ci mette i bastoni fra le ruote, facciamo la stessa cosa, continuiamo a lottare per il nostro settore, per il nostro comparto, per i nostri malghesi e per la qualità veneta. Fa molto piacere l'affluenza di pubblico, la partecipazione di tanti ospiti, della partecipazione dei produttori, che sono veramente gli aspetti più importanti, cioè le persone da valorizzare e da accompagnare in questo concorso annuale del formaggio del Grappa. Abbiamo con l'associazione Aprolav discusso fino all'ultimo e preso la decisione importante, ritengo, di cambiare anche location purché di non perdere questo importante appuntamento annuale che ormai ci accompagna da tanti anni, il territorio di Borso del Grappa e la montagna del Grappa tutta. Primo classificato Girolamo Savio, Malga Val dei Foie, formaggio Morlacco del Grappa. Grande soddisfazione. Grande soddisfazione, perché tanti anni che sono in Malga e dopo, anche se uno lo vince, non ha importanza. L'importante è che il formaggio sia buono e che vai venduto. Stefania Forner, Malga Coston, doppio premio e una grande felicità, doppia. Doppia, sì, sono proprio contenta. Allora, le differenze tra il Morlacco e il Bastardo quali sono? Beh, il Morlacco ha una cottura, e invece il Bastardo ne ha due, una procedura più lunga. Allora, il latte naturalmente è latte dei vostri pascoli. Dei nostri pascoli, sì, latte dei nostri pascoli e l'erba dei nostri fiori. Più buona è l'erba, più buono viene anche il formaggio. I nostri allevatori, i nostri agricoltori vanno difesi sempre, soprattutto se lavorano in montagna, perché è molto complicato. È bello fare una passeggiata in montagna, lavorarci è più difficoltoso. Il prodotto che fanno poi è eccezionale. Ed è giusto pagarlo un po' di più proprio perché è squisito e unico, ma anche perché loro che sono in montagna hanno un valore aggiunto, perché lavorano per curare la montagna e per tutelare l'ambiente, quindi è impagabile lo sforzo che fanno ed è bello vedere che ci sono tanti giovani, tante donne che con coraggio prendono e vanno su qualche mese nelle nostre montagne per poi regalarci dei prodotti stupendi. Quindi noi abbiamo il dovere e il piacere di difendere questa bella tradizione. Noi siamo una banca del territorio e in questo senso quindi cerchiamo di sostenere tutte quelle attività che danno valore a questo nostro bellissimo territorio. Ovviamente gli allevatori, in questo caso gli allevatori che lavorano in montagna, hanno necessità ovviamente di essere fortemente sostenuti proprio per le difficoltà intrinseche che loro trovano nell'andare ad operare in un ambiente che è veramente onestamente molto difficile.